Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento dedicato al calcio dilettanti. Vi continuiamo a tenere compagnia la domenica e il martedì e in particolare negli appuntamenti della domenica vi riproponiamo le interviste di A Tutto Campo ai personaggi del calcio regionale del passato. E questa sera vi riproponiamo un bellissimo a tu per tu con Fabio Rossitto. Vi lascio quindi alla nostra intervista e vi ricordo che saremo insieme ancora per tutto giugno la domenica e per tutta l'estate il martedì e in particolare in questo giugno con gli appuntamenti di A Tutto Campo con le feste di fine stagione a Gemona e Codroipo. Quindi vi continuiamo a raccontare questa stagione straordinaria che abbiamo vissuto assieme con dei momenti, con degli eventi targati A Tutto Campo. Vi lascio all'intervista di Fabio Rossitto che tra l'altro sarà in campo il 12 giugno a Gemona nella nostra partita di beneficenza. Intervista. Fabio Rossitto, tanto mi fa piacere rivederti. Anche a me. Avevo detto, la tua carriera da calciatore io non voglio neanche parlarne, no? Ormai sappiamo tutto che è stato Fabio Rossitto, no? Però una cosa te la chiedo, tu sei uno che ha realizzato il suo sogno? Certo che ha realizzato il suo sogno. Io adesso ho una visione, mi sono confrontato anche con altra gente, tante volte vado a vedere una partita, anche se è cambiato lo stadio, ma non sono convinto di aver giocato in quello stadio, non so, è una cosa strana che succede, però anche altri ho visto. Vado a San Siro e dico, ma io ho giocato qua, perciò tante volte è una cosa, però è chiaro, da ragazzo tu sogni di arrivare in nazionale, di giocare, cioè io la cosa che provavo sempre, mi mettevo sulla finestra della camera mia d'estate con la radio, guardavo il cielo, spesso parlavo con Dio, dicevo, Signore fammi arrivare in Serie A. E lo facevo sempre. Io era una preghiera che facevo tutte le sere proprio perché sentivo dentro una cosa, un fuoco, e poi quando tutto questo è arrivato, chiaramente poi magari tante volte non te ne rendi conto, ma insomma ti ringrazi perché nel percorso ci sono altri giocatori che magari sono stati bravissimi, forti, magari sono stati sfortunati, si sono rotti il ginocchio. Di questo sono grato perché per me è andato tutto bene in un certo senso, con alti e bassi, perché poi, come tu sai, però. E tu sei arrivato perché? Ma sicuramente per la mia grande determinazione, la voglia di non mollare mai, di lavorare anche quando non c'era da lavorare. Sotto questo aspetto le mie qualità erano quelle. Sai cosa è stato bello? Ti hanno anche amato per questo. Sì. No? Se sì. tu, io ero un ragazzino e so benissimo che è stato Fabio Rossitto, ma tutti quelli che ti hanno visto, hanno apprezzato e amato questa caratteristica. Massimo, perché poi alla fine, non so, io vedo, tante volte ci sono degli esempi di ragazzi che se la tirano, e invece per noi, almeno per me non era così, perché io uscivo dallo stadio ed ero tra la mia gente, si mangiava il salame ancora qualche anno fa, ma non tanti anni fa. C'era questo rapporto che era importante perché tu dovevi sentire comunque la gente ti stava vicino, ti faceva il tifo per te. Insomma, vestire la maglia dell'Udinese, poi non ti dico perché la maglia della tua regione, della tua città, insomma, è quello che è. Però ho sempre, la mia forza, ho sempre lavorato per la squadra. Io quando parlo col Zaccheroni, ogni tanto abbiamo queste discussioni anche di 2 ore e dicevamo, cioè, lui ha trovato una squadra forte così, però chiaramente avevamo costruito una squadra per questi 3 attaccanti dove c'era la grande qualità nostra, però noi dietro lavoravamo tutti per questo obiettivo, cioè se mi dicevi a me io corro il triplo, basta che tu stia lì e fai gol, cioè questo era nella mia testa c'era questo, perciò credo di aver costruito su queste qualità qua, soprattutto tutto quello che poi è venuto. Assolutamente, si parli con Zac ogni tanto? Sì, lui poi si perde il telefono 2 o 3 ore, perciò diventa lunga. Però ricordiamo tutti quegli attimi dove c'è stata la svolta a un certo punto, dove c'è stato un bel campionato, il secondo la crisi quasi e l'esonero, e poi invece il finale clamoroso dove siamo arrivati in Coppa UEFA per la prima volta nella storia. Perciò insomma... Una delle soddisfazioni insieme alla maglia della nazionale, penso, sì. No? Più grandi che si possono... Sì, ci sono stati dei passaggi a Udine dove, mi ricordo Ancona, dove c'è stato lo spareggio praticamente per andare in Serie A, nel senso che Cosenza giocava in un campo, noi Ancona giocavamo in contemporanea,
eravamo pari e praticamente andavamo allo spareggio, poi invece abbiamo saputo che noi abbiamo vinto Ancona, il Cosenza ha pareggiato, siamo andati in Serie A. Bon, era la prima emozione clamorosa che io sentivo dentro, vedere questo fiume di gente che c'era Ancona, e poi siamo partiti col pullman e ci accompagnavano sull'autostrada di ritorno a Udine dove abbiamo fatto la festa la sera. Beh, insomma, Mi sono ripromesso che non voglio parlare troppo della tua storia del calciatore, ma non perché non voglio, ma no, no. perché voglio restare sull'ultimo periodo, anche perché potrei piangere, devo ammettere, visto i ricordi troppo belli, Fabio, no, però ovviamente è giusto fermarci un attimo lì perché quella carriera lì uno se la porta dietro poi, no? In qualche modo. E vorrei capire da te, il Fabio Rossito di oggi, guardando a quel passaggio, a quel Fabio Rossito di ieri che è stato giocatore importante nei professionisti, com'è il passaggio e cosa ti porti dietro di quella storia lì? mi porto tante belle cose, mi porto l'entusiasmo che c'è stato, mi porto la crescita personale che c'è stata, perché poi sono andato via da Udine, comunque ho affrontato delle realtà come Napoli, Firenze, e sono andato in Belgio, Venezia, comunque ho incontrato culture diverse, ho incontrato gente che comunque ti fa crescere, ed è stato un percorso molto bello che se lo guardo da lontano dico sono grato per tutto questo. Il Fabio di oggi è un Fabio che è in pace, ha raggiunto i suoi obiettivi, e comunque se dovessi fare calcio, come spero, lo farei per pura adrenalina e cercando di portare qualcosa. Non ho più niente da dare per me stesso, devo dare agli altri sì qualcosa, perciò potrei pensare anche a un settore giovanile, nel senso che non mi fermo a quello che viene, però non ho più quella... tu hai voglia di fare calcio No, ancora? mi piacerebbe, ci deve essere gente che veramente ti voglia, e però io vorrei dare me stesso, cioè non più con l'ambizione di farlo per me. Però, vedi, una cosa in comune c'è dal Fabio Rossito calciatore a quello di oggi, che comunque vuole dare tutto. C'è quel tipo Massimo, non si carattere. non si può passare senza passare per quel sentiero lì, nel senso che la porta stretta, dove ci deve essere comunque lavoro, determinazione, come nel tuo lavoro, le tue trasmissioni, dove c'è voglia di fare, dove c'è entusiasmo, dove c'è mentalità vincente, comunque c'è fatica. E se non passi attraverso la fatica non può arrivare nulla. Poi dopo tante volte va bene, tante volte va male, però il passaggio è quello. Mi ha fatto pensare, no? Emozionare molto la Brignone in questi giorni, dove con un infortunio incredibile è riuscita a fare un miracolo. E lei cosa ha detto quando veniva giù, sciava, diceva mi sono lasciata andare, non ho pensato né a medaglia né a niente, a lasciarmi andare, cioè a farmi portare proprio dalla mia... E questo è l'esempio alla fine che io in questo momento sento. Certo. Senti, con il Dea, no? Ho parlato poco tempo fa proprio del passaggio, essere stato calciatore è quello che c'è, è il presente, no? E davvero mi dice ogni tanto sono due persone diverse, mi dice lui, no? È difficile staccare poi da quella storia. Non so, io tante volte non riesco neanche a credere a quello che io, per esempio ti faccio un esempio, prima di una partita andavo in ebollizione, cioè praticamente entravo in uno stato di trance, dove mi risaliva una cattiveria, dove sul sottopassaggio guardavo male il mio avversario, se lo potevo lo avrei sbranato, lo guardavo negli occhi, c'era un'adrenalina spaventosa, e poi non dormivo, per dire, il giorno dopo la partita, fino alle 5-6 di mattina andavo in giro in macchina, pur perché intanto sarebbe stato inutile, non avrei dormito. C'era quell'adrenalina forte. Chiaro, poi questo meccanismo non so perché, ma a un certo punto, vabbè, chiaramente finisce, poi non so neanche se te lo ricordi bene, però se adesso mi fai pensare, mi vengono in mente delle cose che però durante il giorno io, chiaramente se uno non te le chiede, non ti ricordi neanche più, perciò è difficile, capisco il Dea, è difficile capire anche... Unire i due percorsi. Ecco, ultima cosa di questo passaggio qua, quando si frequentano quegli ambienti lì ci si chiede se si può rimanere in qualche modo. Tu ti sei mai chiesto, Fabio, se potevi rimanere nell'ambiente Serie A dopo il tuo percorso? Hai mai fatto questi ragionamenti? Li ho fatti, ho cominciato sono partito da Sacile da allenatore, poi sono tornato a Udine, ho fatto la Cremonese, il Pordenone, comunque in C, però non era proprio la mia ambizione
rimanere in quegli ambienti. Non è che mi andasse poi così tanto. Non avevi la No. grinta come... No, ma non mi appassionava, quasi più, ti dico, quasi quando sono andato a Sacile a giocare, l'ambiente del dilettantismo mi piaceva tanto, il fuoco, il stare insieme agli amici, il bere insieme, il venerdì sacro. Ci ritrovavo più questa cosa qua in me piuttosto che lo stress, lo star via da casa, il vivere comunque tensioni, pochi amici e tanto interesse. L'altra cosa mi piaceva di più. Ok. La Serie A di oggi come la guardi? La guardo un po' meno, però mi piace meno, sono sincero, mi piace meno questo calcio che comunque ultimamente stiamo mostrando il peggio di noi. Ci sono tanti stranieri, purtroppo per gli italiani è difficile emergere e anche questo tipo di calcio, sono sincero, in questo momento non mi entusiasma. Guardo magari più volentieri la Premier, guardo più volentieri il calcio tedesco, un calcio che mi ci ritrovo di più nel mio modo di vedere il calcio, insomma. E i dilettanti, come li hai vissuti quando sei arrivato? Perché da allenatore lo hai fatto, Sì. hai fatto la D, hai fatto l'eccellenza, ne parleremo. E i dilettanti come li Dilettanti ho guardi? trovato un mondo che mi piaceva, ripeto, ho cominciato a Sacile, ma poi l'ho vissuto sia a Manzano, l'ho vissuto a Chions. Dilettanti, sì, diciamo dilettanti, però sempre di un livello, perché ormai Sì. parlare oggi, parleremo dopo eccellenza, però chiaramente qua il livello si è alzato. Però, ripeto, certamente ci deve essere grande lavoro, grande organizzazione, però c'è questa umanità, secondo me, che in un certo senso a me è piaciuta tanto, insomma, questo contatto con la gente che fai più fatica ad alti livelli ad averlo adesso. Noi lo avevamo molto stretto, però adesso non c'è più. C'è un distacco che si è creato proprio perché sembra che nessuno possa toccare il giocatore, che invece il giocatore deve ringraziare il tifoso che sei lì, però questa cosa ci si è un po' dimenticati, questa semplicità secondo me di vivere a grandi livelli. Perciò è un mondo che appena ho finito a Venezia mi hanno chiesto di rimanere a Venezia, dove c'era stato il fallimento, però io non ci ho pensato un momento, ho voluto andare a Sacile, mi aveva chiamato il grande Cauz e dopo purtroppo è mancato, però mi ha entusiasmato, ti dirò, mi ha entusiasmato giocare anche negli amatori, dove dico Sì, sempre ai miei figli, tu sei andato a io giocare. non ho trovato differenza tra giocare a grandi livelli e giocare negli amatori, perché è sempre il calcio, dico, è sempre quello, poi alla fine le dinamiche, giocavamo forcato e dovevamo vincere il campionato. Cioè alla fine, comunque c'è l'allenamento, sarà uno, ma la tensione della partita, ti dirò che non era meno, cioè alla fine dovevamo vincere, avevamo delle responsabilità, perciò mi sono allungato, fra virgolette, restando a casa, quella sensazione comunque di adrenalina. Te la sei tenuta? Te la sono tenuta. Allenatore Fabio Rossitto, in eccellenza vinci in un anno particolare, no? Vinci la Coppa Italia. Manzano, che esperienza è stata? Manzano per me è stata un'esperienza molto bella perché ho trovato, c'era grande organizzazione, c'era Paolucci, c'era il presidente, io non ho avuto proprio un rapporto splendido, però devo dire che non mancava niente, cioè c'era una mentalità, non dico professionistica, però nel senso ci allenavamo il pomeriggio, comunque non mancava niente, campo bello. Avevamo una squadra giovane, delle volte abbiamo finito anche con 5, 6, 7 fuori quota, ma bravi. Perciò questo sicuramente quando hai una società che ti mette a disposizione, che ha le idee chiare di quello che vuol fare, poi puoi anche non vincere, però insomma poi avevo lo staff, c'era uno staff importante, c'era Monzone, sì, avevamo una struttura, cioè Fabbro in quel caso lì devo dire C'era, aveva talento, nel senso che nella costruzione delle cose ci sapeva fare. però non ti sei trovato bene. No, con lui ho avuto delle discussioni per altre cose, c'era rotto il rapporto, c'era Paolucci, però devo dire da ratto che se abbiamo raggiunto i risultati è perché comunque c'era tutto messo a posto. E con Mauro Rovisa che rapporto hai avuto? Mauro lo sento ancora oggi, Mauro io gli voglio bene perché lui mi ha fatto allenare in Serie C, mi ha dato prima la possibilità della D, poi mi ha fatto responsabile istituto giovanile in Serie C, abbiamo fatto quell'anno lì dove abbiamo raggiunto lo spareggio miracoloso, poi siamo andati giù, però a Mauro io gli devo sempre dire grazie, che io gli voglio bene, perché secondo me è una persona sana, ha fatto degli errori, lo ammette anche lui, poi però chiaramente secondo me ha pagato più di quello che doveva pagare
E io però lo voglio ricordare perché non va dimenticato che dove ha portato il Pordenone. Io sono contento di come ha ripreso il Pordenone e di quello che stanno facendo, perché è bellissimo. Però lui, secondo me, non ci si può dimenticare. Io non me lo dimenticherò mai, insomma. Certo. Perché aveva visione comunque, anche per il settore giovanile è stato costruito una cosa fantastica dove lui, fino a che c'era lui a guardare in campo le cose, andava tutto bene. Tu eri l'uomo che chiamava, Sì. ogni tot arrivava Fabio Rossetti. Ero Ma il medico di turno. come vivevi quelle chiamate? Ma con lui io stavo bene, sapevo che Mauro è considerato così, era bravissimo, un po' matto così, però io mi ci trovavo bene perché lo conoscevo, sapevo un po' come prenderlo. Non Mi ti è dava mai venuto il dubbio di dire no a quelle chiamate? No, lui non... Proprio... No, mi ha sempre dato delle ti ripeto, in cima. Io gli sono grato, perciò gli volevo anche essere un po' riconoscente. Beh, certo. Poi se sono andato a Cremona e comunque perché c'è stato un passaggio a Pordenone dove poi Simoni mi aveva visto, bisogna ricordarsi di queste cose qua, insomma. Senti, Rovigo, cosa è successo? No, non c'erano le basi, mi dispiace perché era stato costruito tutto in una maniera dove sembrava che dovesse essere una cosa, invece poi con Vittorio Fioretti, no? E poi ci siamo resi conto dopo un mese che era una cosa che non era vera. Una bolla. Sì. Posso essere sincero? Certo. A me è sembrato, Fabio, che a parte Manzano, che Sì. è la squadra, che ogni tanto finissi in avventure un po' troppo complicate, invece vero. di partire con una squadra che è tua e vediamo cosa succede. Vero. È stata in questo senso. Vero, non ho Fabio. gestito mai, ecco perché vado un po', cerco di andare a sensazione. Mia figlia mi dice, "Ma papà, non ne azzecchi uno, ma quello mi fa così. Però vado a sensazione, così non ci ragiono molto. Hai ragione, non va molto bene questa cosa, perché poi non riesci nemmeno tante volte a esprimerti, no? Certo. Però insomma, dai, spero che... Può cambiare Sì. il percorso dell'allenatore, che comunque ha avuto dei momenti importanti, come hai detto tu, in categorie importanti. Allora, che giocatore eri lo sappiamo, che allenatore sei, ti chiedo, perché parliamo di presente. Mi piace pensare di essere un allenatore verticale, nel senso che il calcio che mi piace, non so, adesso prendo un esempio, Klopp del Liverpool, così, cioè mi piace meno il fraseggio che da un lato, ok, mi piace andare verso la porta, mi piace avere una squadra aggressiva, corta, determinata, idee chiare. Questo tipo, ecco, se ti devo dire da che parte mi sposterei da questo, certamente cercando di fare un buon calcio, però insomma essere una squadra rognosa, cattiva, che va verso la porta, questo sarebbe il mio modo di vedere. Sei riuscito a farlo dove questo, secondo te? Beh, parlo a qualsiasi livello? Sì. Beh, mi è riuscito a Pordenone l'anno che siamo riusciti ad arrivare allo spareggio. A Cremona, secondo me, C'era. ho trovato una squadra che giocava in una maniera che era molto bloccata e ci siamo buttati avanti, per dire ho cambiato un 4-3 ma non c'entra niente e lì mi è riuscito. Manzano, dico, nel mio piccolo, alla lunga, sono arrivato alla seconda giornata, era appena iniziato il campionato, Sì. plasmandoli in quella maniera eravamo diventati una squadra brutta da affrontare. Sì, bene. Brutta da affrontare, anche tanti ragazzi ma si erano mentalizzati e andava. Sì. Che calcio era quello che hai vissuto tu? Oggi ho trovato, prima di venire da te qui, ho parlato 10 minuti che avevo un appuntamento con Dino Baggio e Dino Baggio mi dice: io non vedo una partita di Serie A, mi hanno invitato adesso a Parma a vedere Parma-Inter, ho visto il primo tempo e il secondo mi sono messo col telefonino che non la potevo più vedere. Molto sconfortato perché dice: ti ricordi il nostro calcio? Beh, c'erano giocatori, ti faccio un esempio, quello che mi ha detto oggi, tanto non c'è niente da nascondere. Mi dice, a un certo punto loro avevano Malesani, schemi tutti i giorni, la squadra dice, ha alzato la mano, guarda mister che così hai poca strada, nel senso, perché c'era Veron, c'erano tutti i giocatori. Vabbè, Malesani a un certo punto dice, boh, faccio come Ancelotti, partitine, ridiamo, scherziamo, nel senso di semplicità, due cose il venerdì, e poi Veron mi dice, al venerdì il Veron che doveva fare quei 10 minuti di schemi andava fuori e poi ritornava quando avevano finito e faceva la partitella. Ha detto, Parma che ha vinto 2 coppe, però una qualità. Ecco, io penso che il calcio di quel tempo c'era una qualità, ma anche di dilettanti, ma nei una qualità immensa. Tutti i migliori giocatori del mondo venivano qua, Era così. Giocatori che hai apprezzato tu.
Se puoi farmi una panoramica, sia proprio gli esempi più eclatanti, però anche nell'ultima parte, ovviamente. Ho giocato contro Gomiero l'ultima parte dei dilettanti, no, nelle vecchie glorie. E ti dico, giocatore, no, mentalità, bello. Io quando lo incontro ho una... Ma tanti, allora, quando giocavo a Polcenigo c'era, ve lo ricordate, Maurizio Mazzon, attaccante, cioè, di stazza impressionante. Poi c'era Guglielmin, poi quando sono stato a Fondavecchia c'era Pitton, i fratelli Zilli, Vatta, Brescancin, quando l'ho visto a Sarone, Crestan. Beh, Crestan, ho visto una tua intervista con Crestan. Sì. Cioè illuminava, cioè accendeva quando aveva voglia, accendeva la luce, e giocatori così non li trovi neanche, cioè, per dire, no? Però questo mi fa dire un'altra cosa, tu sei andato in A, ma sei rimasto legato al tuo territorio. Sì, molto. Andavo a vedere, io quando giocavo a Napoli e giocavamo nei giorni sfalsati, andavo a vedere il Sarone, quasi, ti dico, quando potevo lo andavo a vedere. Perciò andavo a parlare anche con l'allenatore, che c'era Gregolin quella volta, sulle preparazioni che faceva, che io sono molto curioso di tutti, di come preparano una squadra, gradoni, cose, perché era una curiosità per vedere. Sta squadra è una squadra fantastica, con Diana che faceva gol, con Crestan che inventava, Brescancin che non passava, cioè, ho visto delle cose, mi sono sempre appassionato, mi è sempre piaciuto. Certo che si è creata una distanza nel frattempo tra quei giocatori come te che erano in A ma restavano legati al territorio, e oggi non c'è più questo legame qua. Io ogni tanto mi sorprendo che gli stadi sono comunque pieni. Io mi sono disaffezionato perché non trovo più il legame con chi è lì. Però così è il tempo che viviamo. Una partita indimenticabile. Pescara, giustamente. Una o te ne posso dire tre? Non so. Tre, dai. Vabbè. Facciamo una classifica. Dico, così vabbè, metti l'esordio con la Lazio del primo minuto, vabbè, ma non è la classifica vabbè. Poi c'è chiaramente Ancona, che vabbè, sarà che ero giovanissimo, la promozione con l'Udinese è stato un sogno, lo spareggio direi a Bologna contro il Brescia per restare in Serie A, vabbè, mi ricordo ogni attimo. Io ero in camera dei miei genitori a guardare quello spareggio. La tensione poi prima della partita, e poi credo forse l'emblema più grande è Wembley con la Fiorentina, dove sono stato il migliore in campo, era nato mia figlia il giorno prima, gli inglesi, i giornalisti parlavano tutti di me, quel giorno abbiamo vinto con l'Arsenal 1-0 da loro. Cosa vuoi dire? Cioè io lì, Champions League, cosa vuoi che ti dica? Sei il migliore? No, ma lì raggiungi, come dire, vabbè. Grazie. Però per tornare nel pianeta Terra, nel frattempo, devo dire una cosa, che Fabio Rossitto, anche se a tutte queste partite, mi ha detto una cosa: comunque la finale di Coppa Italia in Friuli Venezia Giulia è indimenticabile. No, è una roba, io devo fare i complimenti a chi, vabbè, a chi ha fatto questo, perché ho visto da altre parti in Veneto, in Friuli in particolare, io la preparazione di quella settimana, che sei venuto anche te a Manzano, sì. Cioè la tensione, il vedere quella coppa, la presentazione, è una cosa fantastica, che non ne parlo solo io, ne parlano tutti, però devo dire che siamo il top in Friuli in questo momento, sotto questo aspetto. Per dire, no? Anche bello, anche qualcosa bellissimo, cioè una roba... Da Wembley a Manzano fa un po' specie. Io dico però al massimo le emozioni sono sempre quelle. È vero. Se uno le sa vivere. Io quel giorno lì, gli ultimi minuti, mi ricordo da loro, la finale, avevamo in vantaggio 1-0, non finiva più. Lì non sapevo più cosa dire, la pancia ti scoppiava, l'emozione a fine partita, perciò dico, che differenza c'è? Non c'è differenza, però vivi il momento, ma l'adrenalina è sempre quella. Bello. Una persona indimenticabile nel tuo percorso, compagno, dirigente. Omero Tognon, l'allenatore che ho avuto a Fontana Fredda, perché è il maestro, è quello che... Approfitto, 100 anni, no, di Fontana Fredda. Ecco, io entro in quello stadio e dico lo stadio Omero Tognon, che adesso è una gemma, no? Io però non so chi è Omero Tognon, nel senso non l'ho conosciuto. Perché Omero Tognon è stato... Perché grande, no? Questo riguarda me, ma riguarda tutti quelli che hanno giocato con me, perché poi in quegli anni lì c'erano giocatori, ti faccio un nome, Locatelli, che poteva andare a giocare dove voleva. Lui probabilmente per tante cose non era così affamato, perché però giocatore fantastico. No, abbiamo trovato un uomo
che ti voleva bene, che ti piano piano negli anni, perché poi io sono arrivato che ero ancora negli esordienti, cioè, mi ha portato quei 4 anni a crescere in tutti i sensi senza ansia, con grande tranquillità, però siamo cresciuti come giocatori, ti ha portato da un livello ad arrivare a un livello dove tu comunque riconoscevi che avevi vicino una persona che ti voleva bene, che sapeva prenderti il cuore dentro, che sapeva lavorare con i giovani, e secondo me questa è una cosa che va fatta molto adesso, cioè lo vediamo in Italia, andrebbe approfondita e probabilmente rivoltato tutto, perché abbiamo bisogno di figure che sappiano lavorare con i giovani, perché il talento c'è, io non ci credo che sia sparito, ce n'è tanto, solo che la maggior parte si perde. Figure, insomma, Figure importanti. Come Tognone, Sì, di quelle carisma, figure carisma. che ti faceva crescere Carisma. proprio. Un aneddoto ricorrente qual è? Di quegli anni lì dici? Non lo so, quando ti trovi con un aneddoto. Guarda, noi ne abbiamo fatti di tutti i colori, ne parlavo con Stroppa 2 mesi fa che sono andato a trovarlo, e ho detto, ti ricordi quando siamo arrivati, ma forse questa la sai, con la 500, No, siamo arrivati sotto, perché noi poi eravamo una squadra strana, tutti matti, siamo arrivati, mezzogiorno finisci allenamento, vai a mangiare e ritorni allo stadio. Ritornando allo stadio in 500, molto tranquilli, diciamo, ma ci avviciniamo alla porta d'ingresso, vai sotto, poi c'è la porta per entrare in spogliatoio. Ci guardiamo e ho detto, ma sarebbe bello entrare con la macchina. No, ma aspetta, non è niente, cioè, riusciamo a entrare. Il problema nostro è stato che non riusciamo più a uscire e non si aprivano le porte, perché chiaramente eravamo nel tunnel. Quando Zaccheroni ha visto a 500, ma voi da dove venite? Poi te ne dico un'altra, siamo in ritiro dove eravamo? A Arta. Sì. C'era l'albergo che, insomma, diciamo, era aperto l'ultimo anno. Noi andiamo dal direttore, diciamo, ma l'albergo noi possiamo tirarci acqua? Oh, sì, fate quello che volete, perché noi, finito il ritiro, chiudiamo. Cioè proprio dobbiamo poi ripristinare. Ma ci ha dato quel comando lì, ci ha dato quel via libera. Noi tutte le notti, c'erano gavettoni grandi così, Sì. non dormivamo fino alle 3, alle 4 di ritiro, per tirarci. Poi una notte è venuto fuori Zaccheroni dalla camera, incazzato come una bestia, cioè incavolato, in mutande, me lo ricordo ancora, ha urlato basta, cioè. Noi stavamo fino alle 4 svegli, poi il pomeriggio, finito l'allenamento, dormivamo dalle 2 alle 5 prima del secondo allenamento, perché eravamo stremati, se no poi non riuscivamo a fare la battaglia ma pensa come eravamo, ma pensa che clima c'era. Incredibile. Cioè, incredibile. È inspiegabile, no? Perché Sì. Una cosa che non hai mai raccontato, ce l'hai? sì, e questo riguarda, torniamo al discorso dei dilettanti. Allora, un anno con Scoglio le cose non andavano bene per me, non mi vedeva bene, anzi odiavo i giovani, non è che non vedeva bene per me. E io non giocavo, non ho giocato per 5-6 mesi, ho fatto fatica ad andare in campo. Allora io alla sera, 2 volte a settimana andavo a allenarmi col Polcenico, questo non lo sapeva nessuno, perché perciò squadra dilettante del mio paese, ritrovavo le mie cose, c'era Garbo allenatore, e io lì mi ritrovavo, perché in un certo senso, quando a me le cose non andavano bene, volevo ritornare in quel campo dove sono cresciuto da piccolo, riguardando il campanile, c'era una bandiera sul campanile, e io riguardando quella scena lì, ritornavo bambino e ritrovavo me stesso. Perciò avevo bisogno, quando mi perdevo, di ritornare nel mio paese e rifare questa scena qua. Io mi allenavo con la squadra, però mi ritrovavo me stesso per poi ripartire. Ritrovavo l'energia. Bellissimo. Ecco. Starei ore a chiacchierare con te, Fabio, davvero, perché è una dimensione che è quella che amo io. Calcio vissuto con determinati valori e emozioni. E quindi devo chiederti cos'è per te il calcio. È semplice, il calcio, io quando ne parlo con i miei figli dico, faccio la lista di cosa c'è, la fatica, l'impegno, la disciplina, poi metto sempre la gioia, perché calcio è gioia. C'è una cosa che è sempre piaciuta alla maggior parte della gente, che comunque ti dà quello svago di 1 ora e mezza a tutti. Io dico a chi gioca, però abbiate rispetto, cioè giocate non solo per voi, per la società, giocate per la gente, perché c'è bisogno di questo momento dove uno finisce la settimana e ha bisogno un attimo di divertirsi in qualche maniera. Assolutamente. E Fedele? Adriano, ti ho detto Tognon, ma perché per quella cosa me ne hai chiesto uno, ma Adriano
è stato un altro passaggio importante perché ti racconto questa di Adriano che è fantastica. Viene esonerato Vicini e presentano il nuovo allenatore subito, esce Vicini dalla porta e presentano Adriano Fedele. Ma io lo sapevo già perché l'avevo avuto tra un po' la primavera così. Allora c'è il pallone in mano, vestito già col kiwi, così va bene, dico. Ragazzi, questo è Adriano Fedele, il nuovo allenatore. Allora noi siamo lì tutti, lo guardiamo, eravamo al Moretti. Mister, a lei la parola, andiamo. Cioè non ha detto, non so, si è presentato, questo era lui. Andiamo in campo, eravamo messi male quando è arrivato lui, eravamo messi fisicamente a pezzi, metà classifica, una squadra molto forte. Andiamo dietro di lui in campo, lo seguiamo, dove andrà? Boh, cosa? Non ha spiegato mezza roba. Ecco, adesso dalla bandierina a bandierina 100, poi 50, poi 100. Abbiamo cominciato così l'allenamento senza un minimo. Siamo andati in Serie A. Perché la squadra era forte, però avevamo bisogno di una guida forte che a un certo punto doveva completamente ribaltare tutto e ha fatto così. Figo. Ascolta una cosa, ti ho chiesto il rapporto con alcuni presidenti, no? Sono partiti, hai citato Cauz, abbiamo parlato della tua esperienza nei dilettanti in eccellenza, ti ho chiesto di Mauro Lovisa, chiudo, Giampaolo Pozzo. Io ti devo fare anche altri nomi però perché ne ho avuto anche uno bello, anche se le cose, con Bressan. Mauro Bressan. Famiglia, ambiente fantastico, famiglia top, perciò ecco te lo volevo anche perché magari... Bello, giusto. Quindi anche se non è andata benissimo... No, fantastici, ma fantastico, quello che sta intorno a quella, non è una società quella lì, è qualcosa di più, sono tutti uniti, c'è un paese intero, lui, vabbè, fantastico. Devo chiederti del Giampaolo Pozzo, io lo sento ogni tanto via messaggio così, allora ti racconto un aneddoto con Giampaolo, per il rapporto che avevamo, una mezzanotte a Arta Terme, sempre, lui comunque era salito per 2 giorni in ritiro, mi fa, ma senti, ma se ti sfido a velocità, è presto, dove andiamo? Giù, sai che ci sono le terme giù, c'è la discesa, avevamo proprio l'albergo sopra, dove andiamo presidente? Poi trovami te, allora andiamo giù, misuro 50 metri, io e lui a mezzanotte, misuro 50 metri, ma mi dice, presidente, sicuro? Sei sicuro presidente? Cioè, lui è tutto preso, cioè, c'era un'apoteosi. Partiamo? Cioè io, vabbè, vincevo io, però dico, lui un missile, cioè preso verso lì, a correre, io e il presidente, a mezzanotte ad Arta Terme da soli. Incredibile. No, lui, vabbè, gli voglio bene, perché sono arrivato io, è arrivato lui, c'è stata questa crescita insieme, nel senso che poi la società all'inizio aveva avuto grosse difficoltà, poi c'è stata insomma la svolta. È iniziata una grande storia. Sì, è iniziata una grande storia. Va bene, la tua storia è bellissima, Fabio. Sono contento di essere riuscito a fare questa intervista con te, mi mancava. Avevo detto che non avrei parlato troppo del tuo mondo professionistico, più dilettantistico, ma invece non ce l'ho fatta, ma perché le due cose si intrecciano e si intrecciano grazie alla tua personalità. Però Massimo, io faccio i complimenti a te e alla trasmissione, io vi seguo sempre, perché seguo più che altro l'eccellenza, mi piace. Campionato difficilissimo, ne avevamo parlato tempo fa prima, e la trasmissione che hai fatto, che negli anni si è sviluppata, è bellissima, perciò complimenti. Beh, detto da te. Grazie dell'invito. No, grazie a te. Fabio Rossitto, davvero un mito. Grazie Fabio. Grazie a te.